Con le donne, come agire, state a udire, uno modo e l'altro no, non ve regola perciò. per avere Dalle donne, fedeltà che si fa, è una scienza inesplorata, e non si sa mai fun. vuole essere una ossequiata, sì, così, così, così. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una serva oscura che la dritta via era smarrita. Che musica per le mie orecchie! Il mio percorso di vita è molto simile a quello del sommo poeta Dante. Eppure io potessi scrivere una poesia. No menzo un cammino, una vita mia, minchia un mare un bel avviso di garanzia. E la mia mente diventò una foresta oscura, per sta gran solita di malura. Per colpa dei 4 consiglieri di parte nemica, la brutta sorte lesto m'addica. E tra minacce, denunce e complicazioni, mi fecero dare le dimissioni, sti gran cornuti. Ma lo vedranno presto come io risalirò la china e conquisterò la carica politica che mi merito. Dopo tanti anni di sudore versato alla politica, me lo devono proprio! E qua? Evaristo, Sì. Evaristo. Sì, levatilli sto chiaro, non c'è nulla, stai tranquillo. Nudo c'è, io che ne saccio. Chi c'è, zio Todoro? Vedremo le... Ma scusami, ma Rosetta ancora non ha tornato? Rosetta è a scuola e tu lo sai, a studiare. Per quale scopo? Non si sa. A che cosa ci serve questa licenza media a sua età? Non si sa. È quasi una ricena e ancora non si vede nulla. E infatti sarebbe meglio dedicarsi alla casa, alla famiglia e non a studiare. E tu per favore finiscila, sempre questa caspita di mangiare ce l'hai. Mancano ancora più di 2 ore. Manca venuto Yasmina con la spesa. Perciò metti tu cuore in pace e lasciami tranquillo. Perché aspetto visite. Visite di come? E non ti bacio subito pure la curiosità. Visite di politica, personaggi di rilievo, per cercare di ricostruire la mia carriera politica. Perché tu devi sapere che il sottoscritto Evaristo Mezzacanna ritorna a essere il sindaco di questo paese. Va bene, signor sindaco, con rici coscienza, ma si ricordi che in questa casa di aspiranti governanti io rappresento il popolo e il popolo ha fame. Il popolo pensa sempre a mangiare, non è mai sazio. Mai come i politici, Il popolo è un peso insopportabile ma indispensabile, aggiungo e io. rompescatole. Indispensabile, ribadisco. E nomine bisco. E la messa finita. Comunque ti ricordo che sei venuto tu a chiederci ospitalità e noi te l'abbiamo dato, considerato che sei rimasto vedovo a seguito della disgrazia capitata a tua moglie. Così come tu ci hai raccontato. Una disgrazia in Perù e mia moglie non c'è più. Poteva morire. Ha rovinato la mia vita, la spagnola impazzita. Per miracolo mi sono salvato Peccato. e da voi sono ritornato. Sì. Un arriva ora. E senti qua, sarà lei, perciò sparisci, perché io ho una delicatissima riunione di lavoro. Va bene. Non ti fare venire per nessun motivo, Va eh? bene, me ne vai. Trattandosi di una delicata questione di politica, meglio che ti profumi bene. Dare sale cretino, sei un cretino. Ma sono rimbambito ma come mi si rimuovete? Oh, onorevole Manetta, prego, accomodi cara Silvia, accomodi. Buonasera, dottor Mezzacanna. Prego, sono onorato della tua visita in casa mia. Si accomodi, Grazie. prego.
L'aspettavo con grande frenesia. Appena rientra Yasmina, la nostra golf, le offrirò qualcosa da bere. Ma allora è solo in casa? Non c'è neanche la sua signora? Solissima sono. Mia moglie è a scuola. A scuola? Sì. Di sera? Sì. E che va a scuola serale? Sì, a scuola serale! Lei è davvero spiritoso e divertente. Sì, ma no, io scherzavo. Mia moglie frequenta un corso di alta specializzazione, un master importante. Oggi, come lei ben sa, per trovare lavoro nella società bene, la semplice laurea non basta. Ma certo che è così, tranne se ci si vuole impegnare in politica. Certo. Veda me, dottor Mezzacanna. Certo. Ma non sarebbe meglio darci del tu? Ma certo, mia cara Silvia, ne sono lusingato. Bene, mio caro Evaristo, io sono qui per riconsiderare la tua possibile ricandidatura a sindaco di questo comune. O in alternativa... In alternativa cosa? In alternativa alla poltrona di sindaco... In alternativa cosa? Purtroppo questi maledetti arresti domiciliari Sapere. che ti hanno dato ci spiazzano un po'. Specialmente che i giornali ne hanno parlato in lungo e in largo. Tutte illazioni ti dico. E io, come ho dichiarato pubblicamente, mi ritengo estraneo ai fatti a me contestati. Io sono sereno e sicuro che la magistratura, nella quale io nutro piena fiducia, farà luce su questa situazione. Ne sono certa, altrimenti non sarei qui. Anche perché spesso chi viene accusato ingiustamente dalla giustizia Sì. trova nel popolo il sovrano giudice. Sì, hai ragione tu, mia cara Silvia. Ma scusami, in alternativa che stavi dicendo? In alternativa, la poltrona di presidente della nostra provincia regionale. No, mia cara Silvia, Ma perché? la tua proposta mi lusinga e mi alletta, ma per una questione di principio, di riscatto morale e orgoglio personale, io tengo particolarmente alla carica di sindaco di questo paese, per la quale mi sono sempre battuto e per la quale sono disposto a qualsiasi cosa pur di averla. E no. Il prezzo non è poi così alto, basta essere in linea con le indicazioni del nostro segretario regionale che io convincerò sicuramente a passare da brava, qui e a sostenere la tua candidatura. Oh, A patto che sì, tu sì. rispetti i patti con me. Io farò tutto ciò che tu mi chiedi, sarò a tua completa disposizione. Io ho avuto sempre una particolare ammirazione e attrazione nei tuoi confronti, sin da quando ci siamo conosciuti al primo congresso provinciale del partito. Oh, anch'io ho provato simpatia e fascino per gli interventi che fai. Oh, qui! Oh, scusate, buonasera signori, buonasera, dottor Evaristo. Sì. Mi scusi, ho fatto ritardo per confusione al supermercato. Ora io chiudo spesa Sì. e poso porto. Sì, sì. Oh, che dico? Va bene, Yasmina, è la nostra golf. Sì. Yasmina, Sì. Yasmina, Sì. senti, vai in cucina e servici qualcosa da bere, qualcosa di forte. Faccio subito. E ancora a casa? Un attimo, dottor Evaristo, subito, il tempo mi deve dare. Subito. Poco di pazienza. Bene, mia cara Silvia, dove eravamo rimasti? Perché mi guardi così negli occhi? Negli occhi porta la donna amore, perché si fa gentil ciò che la mira. Ov'ella passa ognon ver lei si gira, e cui saluta fa tremar lo core. Dante, Sì. ma sei davvero Sì. bravissimo. Sì. Io adoro la poetica di Oh, Dante. che straordinaria coincidenza! È la mia fonte ispiratrice e di comunicazione preferita. Ma la poesia continua, posso? Ma certo! Sì. Sicché bassando il viso tutto smore ed ogni suo sospiro allor diviene gentile.
Ecco. Ecco qui. Servitevi pure. Oh, scusate, non ho chieduto permesso. Forse io ho interromputo qualche cosa. No. Non si può fare nulla in questa casa. Servi pure, Yasmina, dai. Sì. Yasmina. Faccio subito. Ma ci siamo qua, però. Sì, subito. Subito, dai. Prima le Dottora, donne, giusto? Io te lo questo ci insegnato. volevo dire, prima la signora. Prima la signora. Prego. Sì. Ma che non tocca, ma che tocchi? Chi faccio pulizia, Ma che no? tocchi? Stai Mi fermo. spiace, Per favore, esci, per favore, va. Subito. Per favore, va. Maria. Per favore. Oh, signore. Non c'è più la servitù di una volta, questa è la verità. E allora, prego, alla salute. Alla salute e al nostro sindaco. Ma certo, al sindaco Evaristo Mezzacanna. Alla tua, dubbi. Alla tua, dubbi. Ehi! Giù, un terremoto. Che paura del terremoto! No. Silvia, è mia moglie. Rosetta, che fa? Sei venuta via dall'università? No, quindi la via a Roma, perché via dell'università era tutta andata. Già, Rosetta, io ti aspettavo per presentarti la dottoressa Silvia Manetta. E che cos'è, dottoressa urologica, che ti sta controllando che ti sei pisciata tutta addosso? Rosetta! Non iniziare con le tue solite scenate di gelosia. La dottoressa Silvia Manetta è il segretario provinciale del partito. Appunto, signora, stavamo brindando la sicura rielezione a sindaco di suo marito. Ma mio marito facesse bene se ce la finirebbe completamente con l'asciata della politica. Cominciò. E anche con chi gliela regge pure questa riesumazione al sindaco che ogni volta tira fuori. Ma guardi che è un'iniziativa solo sua, quella di tirarla fuori. E lei, appena me la tiro fuori, io la farò entrare su. Non so Che volgare, che volgare. io sono volgare. Rosetta, queste sono faccende mie personali, non credi? Veramente queste sono faccende mie, perché la politica è una scatta famiglia. Non parlare delle donne della politica, che per pure di fare carriera sono disposte a tutto senza vergogna di me. Ma a cosa allude, signora? Non la capisco affatto. La capisco io però, è mio marito. Con Capisco. tutti i problemi che ha avuto, facesse bene se si metterebbe da lato e lascerebbe il campo Alla libero scuola, a tutti gli altri. Lei parla così perché non sa cosa vuol dire sentirsi leader politico, sentirsi eletti al comando, al potere. Adoperarsi per la comunità è molto stimolante, signora. Lo sarà come dice lei, ma io veramente a mio marito tutta questa stimolante attenzione non ce l'ho vista mai. Grazie. E non ce la vedrò mai, signora mia. Cioè, non ho parole, scusate, ma forse è meglio che io adesso tolga il disturbo. A ogni buon conto, Evaristo, pregherò il segretario regionale di passare da qui a trovarti, dato che tu non puoi uscire di casa. Che devo fare? Va Arrivederci. bene Silvia, io ti ringrazio in No, anticipo non ti per tutto preoccupare. quello che tu farai per me. Scusaci, ma questa famiglia sta attraversando un momento molto È particolare. molto difficilissimo, direi io. Arrivederci, signora Smanetta. Arrivederci. Andiamo, Arrivederci. ciao Silvia, ciao. Complimenti per il tuo comportamento, ma soprattutto per il tuo italiano perfetto. E meno male che te ne vai a scuola, ma almeno impara un po' di grammatica, aggiusta l'italiano, se non vuoi fare figuracce pietose come quella che hai appena fatto. Allarga le tue conoscenze. Nella Divina Commedia, Ma cominciamo con Dante. t'assettasti, Inferno, canto 26, verso 95. Ulisse diceva ai suoi: fatti non foste per vivere come bruti. Ma come fare le cornute, però? State zitta e fammi finire, ignorante. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. E con
contrastare la scemenza. No, contrastare la scemenza. Contrastare la sciaccanza. La scemenza, ma scema sarai tu che ce l'hai dura. Tutto al contrario di come ce l'hai tu. Rosetta, smettila di fare la sciacchiolata. Di fronte a un onorevole soprattutto. Veramente a me che sta proprio dall'atteggiamento mi è sembrata più disonorevole che onorevole. Ma ancora canzisti, oh! Sì, propria cosa di fare carriera la faccio intera. Picchiala! Che cosa più? Pigliali come della rentiera sta faccia! Ma smettila con questo cavolo di politica! Con gli ambienti strammi, ipocriti e pieni di falsitudine! Ma sei proprio una testa di maiale! Signora, che fa? Prepara qualche cosa per cena? Marisse maiale. Maiale o porco se preferisci! Ah, va bene, porco maiale. Mettila per favore. Quella era solamente una piccola riunione di lavoro, una circostanza come tante altre, perché io devo cercare di ricostruire la mia carriera politica a qualsiasi costo. Certo, anche a costo di fare la figura del broccolo! Signora, mi scusi, che fa? Faccio pure un contorno. Ma lo sentiresti broccolo, Broccolo, broccolo e broccolo! Va bene, broccolo. Questa è sempre la stessa storia. E chi tu sai so che? Famiglia che tu hai per mia. Perché io sono una persona colta e tu no. Perché io ho fatto carriera politica e tu no. Chi stai Tu sei pensando? completamente stracotto! O se E no come ti facessi dici? chiamare tutti Ma laureato! lontano, E non ti facessi chiamare dottore! Dottore universitario! Avevo un diploma di gesuiti Grazie. insegnato a teatro! Tu lo sai che cosa Che cosa sei? sono? Sei tutto fumo e niente arrosto! Perfetto! Proprio quello che ci vuole in politica. Tutto fumo e niente arrosto. Oddio. Perciò io sono l'uomo giusto al posto giusto. Beh, Rosa, vieni qua, dai. Scusa, ma dopo che stavo disoccupato, l'unica possibilità che mi arrestava era che ti riscendere in politica. Ma la politica è una carta falsa e tu mi pare a me che c'è un danno falso con me e con tutti. Perciò smettila di fare brodo! Bro. Ah, faccio qualche altro secondo, qualche altra cosa. Ora mi dici pure un bruo, no? Brodo in quantità! No, va bene, broccolo. Ma come fai a non capire che io lo faccio soprattutto per la mia vocazione politica? Per il bene del paese, della gente, degli anziani, dei bambini! I cani, i gatti e i porcini! La solita storia che tutti i politici recitano a memoria. Sì, sì. La poesia del bla bla bla. E E poi poi? pesce fritto e baccalà. Ma che fa? Faccio qualche altro secondo, un po' bastardo. Tutto quello che Ora pure pesce fritto e baccalà. Sì, sì, pesce fritto e baccalà. Va bene, pesce fritto. Però sta vuota hai ragione. Pesce fritto e baccalà. Però un pesce a tia e un baccalà a tia. Il signore si arrabbiò. Io stavo scherzando naturalmente. No. Il problema lo sai qual è? Che sei troppo ignorante, non capisci manco le battute ironiche. Chi stai? Oh, Eh, scusate, ma fra tutto questo grande affare che avete, Sì, fossi famiglia meglio si ir a scusa. mangiare. Zio Teodoro, per favore, questi sono discorsi più importanti del mangiare. Rosetta ha ragione. E tu, Tanto non sempre ragione. con sto caspita di mangiare ce l'ha. Ma chi c'ha da dentro per tagliarino? Ma io non lo so. Signor Sindaco, intanto si calmi e ascolti il popolo che protesta. E che mi rompe la testa. Il popolo contesta tutto e tutti. E un sindaco se ne fa. E chi lo sapeva? E storia via. Comunque, io dico a Gelsomina Gesso mio. di apparecchiare subito, se a voi due non dispiace. Va bene, zio, fai come vuoi tu, basta che non rompi più. Come coscienza cumanna, il popolo che sempre subisce a un certo punto sortisce e quando politico ci allarga le braccia che dell'ora che davvero si incazza. Un rimbambito pure a rima fa ora. Ma tu non lo sai che questi
questa è una casa di poeti, calma Dante, e a Giordano abbiamo Virginio. Ragione, zia Gioia mia. E tu sei a bella Beatrice, e siamo a completo. Ma ora mi cancellare il discorso, vieni qua. Io approfitto per ribadire che se Giorgina, nostra figlia, si fidanzasse con il figlio del notaio Scannaserpe, lui che guida l'opposizione allenterebbe la pressione sul nostro partito e la mia rielezione a sindaco sarebbe sicura, anzi sicurissima. Ah no, io invece ripeto a dire che tu a tua figlia la devi lasciare libera di decidere quello che vuole fare. Non la puoi costringere a fare quello che non può fare. Ma perché è un buon partito? Un buon partito. Vabbè, con che difettuccio là? Qualche difettuccio. E vabbè, più di qualcuno è papriessa, ma per tua figlia che non ti da precisa buono. Evaristo, smettila con queste sbalordinaggini che dici. Vabbè, va bene, lasciamo stare a tua figlia, bene qua. Però tu devi essere più disponibile nei miei confronti. Tu devi essere più elastica, più aperta. Devi aprirti. Aprirti a che cosa? Aprirti a come? A babba che sei. Aprirti alla politica. Per esempio, fra poco verrà il segretario regionale del partito. Bene No, io lo sto aspettando da un momento all'altro. E tu devi offrirti con disponibilità, col sorriso sulle labbra, con lo sguardo amico, con apertura, altrimenti lui non sosterrà la mia candidatura. Rosetta, ne va del destino e del futuro di questa famiglia. Capisci o no? Ma veramente non hai capito proprio però se è proprio necessario che ci dobbiamo capire, ci capiamo. Bravo. Bravissimo. Oh, Allora, scusate, ma che ci resisteva Gelsomina? Gelsomina, vedi che quella si chiama Jasmina, non Gelsomina. Jasmina o suo paese, mentre qua vuol dire Gelsomina. E poi a me mi piace chiamarla così. Ecco che buona, ne facevo una bella frittata. Ah, frittata! Ma sto vecchio rimbambito, sei un rimbambito! Sì, Sì, la consumazione di sta casa! Ma zitto, Ma finisce! Questi discorsi! c'è più rispetto pizzino. Tu che cosa stavi dicendo, zia? Stavo dicendo Un che risveglio. siete a panza, Stavo dicendo Cosa che siete pazzi. Avete detto a Gelsomina di preparare cose che a me mi fanno male le muore. Maiale, bruacciolo, bluaro, frittura di pesce e baccalà. Chista e anche un matacqua sana per il mio metabolismo digestivo. Ma cosa stai dicendo? Non è possibile, non ce l'ha detto mai. Voi due, e quello ha capito benissimo. No, Sì, no, no, no. Non è ci ho detto possibile, proprio a smettere di dire idiozie! un donamento. Chi sto rimbambito Gelsomina, veramente? A casa del riposo? sente, Sentiero. Gelsomina, chi te l'ha detto di preparare quelle cose? Io l'ho mandato. Voi dicete tutte No. queste cose? Sì. Ma hai fatto un volume. Io ho preparato tutte queste Ah, cose. sì? Io prima non ho interromputo perché il dottore Evaristo poi si arrabbia. Come quando ho interromputo poesia. Poesia? Ma quale poesia? Poesia d'amore che il dottore Evaristo recitava alla signora Silvia. Poesia d'amore! Minchione! Aspetta, ci facessi pure la poesia! Ma sei un pezzo di cazzo! Sei un traditore! Traditore! Non ce ne ha capito più zoccoletta qui! Traditore! Smettila! Non hai capito niente! Si parlava di letteratura! La letteratura è Dante, le cose che tu non puoi capire perché sei ignorante! Ti faccio capire un modo prima! Ti faccio capire un modo prima, ti faccio capire! Capire, ma
portate a sto cosa buona. Cammina. Sì, te lo do, lo Andiamo, arrivo. Niente gasto, quindi niente. Io. Tu pensi di poter fare quello che vuoi? Perché sei abituata a comandare. Sì, tu sinna qui. Ma ricordati che se un giorno accadrebbe Voce del verbo che accadere. potessi comandare io in questa casa, in questo paese, Sì. come minimo ti metteresti a lavare i piatti. A questo non ci fosse più bisogno di tenere la campanella. O non capisci niente. Oramai nelle famiglie per bene è di moda avere la golf. Infatti noi non avevo chi coffi. È sempre la solita Sempre il ignorante. solito arrogante. Ignorante. Arrogante! Ciao mamma, ciao mamma. Oh, Giorgina, gioia mia, vieni qua. Hai fatto tutto, Giorgina. Sì, mamma. Senti, Giorgina, parlavamo di te. Sì. Io volevo dirti... E io credo che è giunto il momento di ufficializzare il tuo fidanzamento con il figlio del notaio Scannaserpe. Un buon partito, sai. Un affare per tutti, sia dal punto di vista che sociale, economico, culturale, ma soprattutto politico. Io invece ripeto a dire che questi sono discorsi di tua figlia, a chi si deve prendere e a chi no. È vero, Giorgina? Zitta e non coprire la verità. Diciamo le cose come stanno. Un figlio di un notaio è meglio un figlio di un semenzaro, un napoletano. E fruttivendolo, vuoi dire? Fruttivendolo, per l'unica esperienza vuoi dire. Frutta secca, sempre fruttivendolo è. Ma finiamola! La figlia del sindaco deve aspirare a un'elevazione del rango sociale, al prestigio sociale, economico, culturale. Giorgina, dimmi che ho ragione. Giorgina, che cosa ci dici? Papà, Sì. io Sì, amore. non ho confuso. Ma è normale che sei confusa, vita mia. E noi siamo qua per chiarirti le idee. Veramente la mattina Giorgino vuole Sempre ci nell'uno e nell'altro, sapevo. anche perché sono tutte le cose da ritornare. È vero, Giorgino? Mamma, Sì. io Giorgina. non ho confuso. Ma è perché non ce lo vuoi dire o perché sei indecisa? Indecisa. Che come un zevini che sta facendo cuppetiette per venire che l'esse mia. Ma io smetterò di sfottere! Giorgina, cosa dici, Giorgina? Che cosa ci dici? Io? Poi, ma faceste confonire le torno. Ecco, perché la colpa è sempre la mia, sempre la mia. Onorevole, c'è. Buonasera, onorevole, prego. Onorevole, si accomodi. Sono immensamente grato della sua visita a casa mia. Buonasera. Io bene. Io le presento mia moglie, Rosetta Calabrese. Signore, i miei omaggi, piacere di conoscerla, onorevole Romeo Cannalunga. Piacere mio! Onorevole Cannalunga! Con tutta questa canne mi sento in un canneto! Un cannetto di sapienza e di cultura, intende dire mia moglie. Ma certo, avevo già afferrato la metafora. La sua signora è molto spiritosa e gioviale, è vero. È anche aperta! Io apertissima sono! Bene, accomodiamoci. Caro dottor Mezzacanna. Sì, Allora, io sono qui dietro pressioni di Silvia Manetta. sì, Silviuccio. Ma la sua situazione non è per niente incoraggiante. Sapevo. Candidare a sindaco uno che già nel mirino della giustizia non è cosa gradita alla direzione del partito, è vero. Quindi io mi trovo fra l'incudine e il martello, è vero. Mi scusi, onorevole, ma ormai è di moda candidare inquisiti e condannati in maniera che dimostrano la loro innocenza. Ed io con loro. Ma che problema c'è? Guardi, per certi versi ha ragione lei, ma la sua situazione è diversa, quindi... Sapevo io. E quindi? Quindi... Vai. Ce l'ho.
comincio. Onorevole, Vado qui una soluzione si deve trovare. Ma certo, la troveremo, non si preoccupi. Sì. Ma che è? Che c'è? C'è il poliziotto per visto! Ah, ce la fai sentire appunto. C'è il poliziotto per visto! Piano. Scusate, è la solita seccatura della firma per gli arresti domiciliari. Lo Rosetta, capisco. mentre io non ci sono, intrattieni tu l'onorevole, fammi questa cosa. Vai! Dai. C'è il poliziotto, dottore, c'è il poliziotto! Prego, si accomodi. Mi siedo accanto a lei. Come no? E allora, come stavo pensando, cara signora Rosetta, dietro il suggerimento del nostro sostenitore politico, signor Ciriello Carbone Evero, ho pensato che si potrebbe candidare lei a sindaco di questo paese e tutto rimarrebbe in famiglia, è vero? Ma io? Lei? Ma io non saprei rispondere. Però posso dire invece che sono molto disponibile e aperta. Io apertissima sono. E mi posso aprire fino a quando ce n'è di bisogno. Mi scusi, io non ho ancora capito bene la sua posizione, ma lei me la dà o non me la dà la sua disponibilità? Ma certo che gliela do. Se lei mi farebbe mio marito, non mi ha ricordato altro. E io sono pronto a servirlo per come si merita. Eccomi qua, scusate, ma è la solita seccatura per quei maledetti arresti domiciliari che per fortuna stanno per finire, E io pronto sono. Ma Evaristo, Dimmi, senti una dimmi. cosa, perché non vai in cantina e vai a prendere quello champagne francese, come si chiama? Il Don Permignon, che offriamo all'onorevole. Ma certo, che lo vado a prendere il Don Perignon. Onorevole, lo gradisce un goccetto? Un goccetto l'accetto volentieri, grazie. Perfetto. Ricordati però che c'è la porta della cantina che è mezza scassata, non funziona bene. Fai attenzione. Ma stai tranquilla. Tu, intrattieni onorevole, Sì, io vado a prendere il Don Perignon. Vai. Vai. Onorevole, mi aspetta qui un attimo. Come no? Faccio subito. Aspetto qui, non si preoccupi. Zio Teodoro, vieni un attimo. Che c'è, Rosetta? Dimmi. Attuazione piano porta cantina per 5 minuti. Chiuda lì. 5 minuti e eseguo subito. Va bene, va bene. Mi perdoni, onorevole. No, prego. Sa, mi piace molto il suo cognome. Sarà perché esprime una certa garanzia. Sarà perché io sono sempre stata abituata con le mezze carte. Ma devo dire che sono rimasta davvero affascinata dalla sua persona. Lei è molto spiritosa, signora Rosetta. Una donna come lei deve scendere subito in politica. Vede, oggi le donne sono impegnate in molti settori della società civile, ma meno in politica. La donna è dotata di intuizione, praticità, dolcezza, prestanza,
E anche di altre doti, vero? Lei, come parla, mi lusita. Mi carica di dentro e mi carica di fuori. Ma io, diciamo, sarei molto titurbante, perché io non saprei come... Ma guardi, signora Rosetta, non deve aggiungere altro. Per una donna, scendere in politica deve essere una gioia di sentirsi dinamiche, attive, utili alla società moderna e la gioia di fare nuove esperienze, e sottolineo nuove esperienze. Nuove esperienze. Ma esperienze di che tipo? Del terzo? Del quarto o del quinto tipo? Ma esperienze diverse di quelle che si fanno tra le mura domestiche. Vede, riunioni, congressi, cene, champagne a volontà. Non per milioni a volta! Ma questo è davvero interessantissimo. Ma il fatto è che io non so parlare bene come sa fare lei, specialmente in pubblico, se ne perde il conto. Non mi so esprimere bene. Che problema c'è in politica? Basta ripetere a memoria sempre le stesse frasi e lasciare contenti tutti. Basta saper recitare bene la parte, vero? Ed è fatta, è vero. Allora, me la dà o non me la dà? Ma certo che io la do. Se a lei mi farebbe diventare sindaco, anzi sindachessa, sono disposta a dargliela quando vuole. Bene, ho visto che ci siamo capiti. Bravissima. Ma certo, caro onorevole Cannalunga. Lei è molto simpaticonazzo. Grazie, mia cara signora Rosetta, grazie. Prego. Scusatemi, quella maledetta porta della cantina si era incantata e non riuscivo più a uscire. Ma io te l'avevo detto, tu non mi ascolti mai. Gliel'avevo detto. Comunque, io direi che possiamo brindare. Prendiamo, sì, proprio per il caso di brindare. Apri la bottiglia che io prendo il bicchiere. Sì. Dai, che abbiamo sta bottiglia di Don Perignon. Ma la tu faccio per io, come te la fare per io, non ci do per minchione. È vero. Il tappo. Scusate, caro onorevole, la donna si è rotto il tappo. Accidente di ferita. Non è buono manco per comprare la bottiglia. Bellissimo il bicchiere. Se manco buono per dare una... Ha ragione. Caro onorevole, comunque. E ci sono io! Grazie, Gelsomina. Onorevole, Caro onorevole, comunque, la donna è l'essere gentile della casa che dà ad ogni uomo la carica giusta. Dottor Mezzacanna, lei ha una moglie davvero gentile. Sì, tanto gentile e onesta pare la donna mia quando ella altrui uomo saluta e ogni lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Conosco la sua passione per Dante, ma adesso è meglio se ci beviamo sopra. Ma certo, brindiamo al sindaco Evaristo Mezzacanna. No. Io invece direi che è proprio il caso di brindare alla sindachessa. Ma come alla sindachessa? Salute, auguri! Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che il candidato a sindaco del nostro partito sarà sua moglie Rosetta Calabrese, che proprio ora mi ha dato piena disponibilità, è vero? Ma mia moglie come può? Come può fare questo? Mia moglie non è capace, mia moglie non ha esperienza, mia moglie non ha fiuto. Perché come sta a fare un canicaccio? E poi non sa nemmeno parlare bene in italiano. L'esperienza viene
sola. In quanto a parlar bene, facciamo come fa il nostro onorevole. Ripetiamo sempre le solite frasi a memoria. Ed è fatta, è vero? È vero. Evaristo, la sua candidatura è impossibile visto le sue situazioni giudiziarie. Ora mi congedo e vi consiglio di attenervi alle indicazioni del partito se volete restarci dentro. Buonasera, signora. Arrivederci allora, Buonasera a lei. E Sono ancora più lusingata di prima per questa carica che lei ha voluto infierirmi. Mi sento rinata, rifatta come nuova. Ah, che non c'è plastica, c'è finisce. Dimenticavo, sabato sera avremmo una cena presso il ristorante Incontri, sa. Avrei il piacere che lei fosse presente per cominciare a fare nuove conoscenze. Nuove esperienze. Bella figura. L'aspetto allora, Ci sarò puntualissima. Grazie, arrivederci allora. Arrivedergliela! E arrisentirgliela, caro onorevole Cannaro! Grazie, buonasera. Buonasera. L'accompagno! E io che mi metto a recitare poesie come un cretino, giusto? Tanto gentile, onesta pare la donna mia, pare ma non è, apparenza subdola, ingannevole, pure tanto riceva. Caro marito mio, mi sa che sta arrivando il momento che potessi comandare io, sia in questo paese che in questa casa. Questo è tradimento in famiglia. E visto che la faccenda prende questa piega, lo sai che ti dico, cara moglie, che io mi candiderò a sindaco nella coalizione dell'opposizione, considerato che il notaio Scannaserpe me l'aveva pure chiesto. E lo sai che ti dico, che con il suo aiuto vincerò sicuramente le elezioni. Alla facciazza tu! E io, con l'aiuto del signor Ciriello Carbone, il re della Calle e del Torrone, vincerò sicuramente. Alla facciazza tu! Accetto la sfida. Anch'io accetto la sfida. Alla facciazza! Alla facciazza tu! La cena è pronta. Oh, Giorgina, Gioia, vieni qua. Sei venuto al momento giusto. Vieni qua. Allora, Giorgina, questo fidanzamento s'ha da far subito. E naturalmente col figlio del notaio Scannaserpe, che è un meschino spasima per te. Va bene? Sì, questo fidanzamento s'ha da fare, ma col figlio del signor Ciriello, che muore d'amore per te, caro. No. Qui bisogna accelerare le procedure per come dico io. Sì, qui occorre accelerare le procedure per come dico io. No, qui bisogna accelerare le procedure per come dico Sì, io. qui occorre accelerare le procedure per come dico io. Va bene, Giorgina? Giorgina, cosa dici? Che cosa ci dici? Io Ora vai te. Giorgina? io non lo so fare. È meglio che te la fai passare questa confusione, perché qui c'è in gioco la poltrona di sindaco. Va bene? Sì o no? Fumato su. È meglio che ci calmiamo e ci diamo proprio una calmata. Visto che la situazione qua è parecchio ingarbugliata, io propongo un patto equo per le due fazioni in tensione. Va bene? Sentiamo che diavolo ti sta passando per allora, Giorgina promette di fidanzarsi con tutti e due i ragazzi, promettendo a chi ci farà vincere le elezioni poi di convolare a nozze, o chi il mio o chi il tuo. Che cosa ne pensi? Ma lo sai che questo finalmente è un vero discorso politico? Tu che cosa ci dici, Giorgina? Oh, ma si può sapere chi cazzo allora avete da ragionare ancora? Il popolo sta morendo di fame e
poi ti chiacchierate di conti. Ma perché non venite a mangiare? Per mangiare penso. Invece farei scolare doppie facce. Io e fare un falso cieco. Vostra figlia la falsa fidanzata. E che cosa vuoi? E voi due falsi candidati. Siete accecati dalle ambizioni, dal potere, dalla carriera, pronti a lasciare una mezza canna e una canna lunga. E una gonna lunga per una gonna corta. Ma la politica ce l'ha o non ce l'ha una dignità, una coscienza? Botta sale. In attesa di risposta a questo mio invito, auguro a me buon appetito. Giorgina nipote, vieni qua, andiamo. Scusate, ma quando la politica diventa pazza e il popolo o si incazza o si incazza. Una idea, Massettere, Ma che cosa vuoi, sul rimbambito? Questo rimbambito è il tuo zietto affettuoso, il tuo ospite. E che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa voglio? È il tuo ospite. E non segnatillo. L'ospite dopo 5 anni una fede. E tu zia faccio il misi che... E che vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Ah, che cosa vuoi da me? Vedi che sorte di vita mi tocca fare per dare conto a queste nipote scrianzate che pensano solo al potere, ai piccioli e alla carriera, scuidandosi i cose più importanti. Ma io sono stufo, anzi stufissimo. È arrivato il momento di reagire, come quando mi sono liberata da pazza di mia moglie, la spagnola, che mi costringeva a ballare il flamenco sensuale, ma se no erano i bate white. Che cos'hai, Teodoro? Perché sei così tristo? Sono un po' stanco, sono troppo. Troppo incazzato? Hai detto benissimo, una volta incassato, una volta scassato, e la vita passa, sono troppo giù. Ma tu non preoccupare, ci sono qua io ad avere cura di te. Grazie, mia dolce Gelsomina, grazie di cuore, grazie soprattutto alle tue morbide bontà. Ma tu sai, Gelsomina, che io mi stai sentendo meglio. Matti, un generale sta venendo. Chi, sindachessa? Sì, polizia. Buongiorno, zio Teodoro. Buongiorno, signora sindachessa. Rosetta, scusami, ma lo spieghi perché ogni mattina ne esce questa fascia tricolore addosso? Perché tutti devono vedere che sta passando la sindachessa. Così, se qualcuno avrebbe dei dubbi su chi ha vinto le elezioni fra me e mio marito, io glieli facessi passare subito. Ma lo sanno tutti in paese che il sindaco sei tu e non tuo marito. Hai visto? Hai visto che anche tu dici il sindaco al maschile? E così viene spontaneo pensare a mio marito. Questo io esigo, che tutti mi debbano chiamare signora sindachessa. Vabbè, contenta tu. Contenti tutti. E tu Giaspina non farà la spiritosa. Intanto datti da fare e lascia tutto in ordine e pulito. Oggi è il tuo ultimo giorno di lavoro. Sei licenziata. Perché la sindachessa non ha più bisogno della coffa. Ormai ha il coffo e ha già basso. Ma io, signora sindachessa, io ci volevo dire una cosa. Ma che discorso è questo? È così e basta. A proposito, dovevo ricordare una cosa a Giorgina e ancora dorme.
vuole bene. Con queste commiserazioni! Allora, Giorgina, non ti dimenticare assolutamente di telefonare a Lallo. E Lallo? Un figlio lo sai pensare. Perché io ormai ho dato la mia parola. E la parola di una sindachessa vale quanto vale. Va bene, Giorgina? Mamma, Ancora con questa confusione. Senti, Giorgina, ora io ti do i soldi e tu ti vai a comprare tutto quello che vuoi. Un vestito nuovo, le scarpe nuove, tutto quello che ti piace, va bene, Giorgina? Tanto per cambiare. Vai e fai come ti dico e non pipitare. E per te, Giasmina, è tutto chiaro? Oggi si smamma. Va bene, signora sindachessa. Mi dispiace, il popolo contesta tutto e tutti. La sindachessa Cindy fu. E chi lo sapeva? Cangia maestro, la musica è sempre la stessa, è vero? E allora me ne vado pure io. Me ne vado in campagna a vivere da solo. Ricordati che un cieco non può vivere da solo. Un cieco può anche guarire e si può fare le frittate. Vai pure tu, via con le tue frittate. Tanto poi tornerai di nuovo. No, non Sapevo. ritorno, no, anzi, a proposito, ti volevo dire che io e Gelsomina abbiamo una cosa in comune. Mi dispiace, non ho tempo, Ma un no, sacco di cose da fare. Una cosa. Un sacco di cose da fare. Non ti posso ascoltare. Posso parlare? Non posso parlare in questa casa. Non si parla, niente. Si può parlare. Io essere pronta. Hai già preparato tua colazione. Hai voglia? Certo che ho voglia di frittata. Volevo dire di colazione. Grazie, Gelsomina. ciao zio, ciao Yasmina. Ciao. Pure la tua colazione è pronta. Va bene. E mia madre è uscita? Siamo liberi in campo. Io vado a fare colazione. Mi dispiace per le decisioni che mia madre ha preso nei tuoi confronti, ma anche io ho deciso di lasciare questa casa. E dove vai? In cerca di pace, destinazione ignota. Se chiedono di me non ci sono per nessuno. Va bene. E nel portaposta, tieni. Ah, meno male. Ah, finalmente papà. Sei felicissimo ora che il tuo amico sottosegretario ti comunica che la pratica dello zio Teodoro è stata approvata. Ora ti sazierai con questi soldi. Ma io, dei soldi, non me ne faccio nulla. I soldi, il potere, il prestigio sociale, sono tutte cose che non mi interessano. Io voglio solo la libertà. Giorgina, ti avevo detto che la colazione si rifredda. Sì. Vai a mangiare, dai. Va bene, così prendo anche le mie ultime cose personali. Ecco, vai. Ora ci pensare io. Questa decisione, sei così giovane. La verità è che in questa società ci sentiamo tutti soli e sconsolati. Ma tu hai chi veglia su di te, Teodoro. Scusa, cosa vuoi dire? Allora, questa notte mi sono insunnata una donna che ti cercava arrabbiata e disperata. Allora, aveva i capelli col tuppo, gli orecchini a cerchio grandi e un ciuro in testa. I capelli col tuppo? Sì, L'orecchina a cecchio? grandi. E il fiore in testa? Sì. Minchione, ma chi sta è? Mia moglie è Speranda. Quella mi cerca per ballare il flamenco erotico, il mio incubo, Gelsomina. Gelsomina, Sì. io ho una vecchia casa in campagna. Se vuoi, io e tu possiamo andare a vivere da soli là. Io, senza di te, come faccio a vivere?
a fare le frittate. Ma anch'io ti voglio bene, caro Teodoro, e alla facciazza di tua moglie mi voglio occupare di te, di tutte le tue cose, va, ma anche di tutti i tuoi beni però, Ma certo, amore mio. Vieni, dammi un bacio. Ma ora fosse meglio che noi ci prepariamo per andare via. Sì, Giusto? hai ragione. Ora ci scrivo un biglietto con un bel messaggio e glielo lascio sul letto. Giusto, bravo. Vado. Vai. Vado. Io vado prima che rientra mio padre. Ciao, zio. Ciao. E ti raccomando anche due chiederissimi. Va bene. Ciao, Yasmina. Ciao, bella mia. E vi raccomando il silenzio che mi avete promesso. Non ti preoccupare. Ciao, vai. Ora ci pensare proprio io. Teodoro, sei pronto? Prontissimo sono. Dai. Ci ho scritto una bella strofa in dialetto siciliano. Ascolta. Sì. Stanco rissa politica caina menne fuoio con gelsomina. Velasso alle sciarre di tutte le orna e ve potete rompere pure le corna. Bellissimo, bravissimo Teodoro. Oh, che bravo che sono stato. Bacia il tuo innamorato. Dai, un bacio. Aspetta che suonano. Lotta di veleno, non c'è destino. Ma poi, ma Si accomodi. No, mi dispiace, ma non c'è né sindaco e manco sindachessa. Va bene, buongiorno. Era polizia, cercava sindachessa. Ora è meglio che ce ne andiamo. E mi raccomando, fai bravo a fare cieco. sì, Avanti, dai. amore mio, ma dove eravamo rimasti prima? Dai, bacio. Botta di veleno, appena manca la caloria, spunta sempre la camurria. Dottore Evaristo, chiude garagio e sale qui. Poi cane, Maria Gessomina, che ne potevo inventare? Che potevo fare? Aspetta, te lo dico io cosa fare. Allora, tu fare malato, che ti senti troppo malato, che hai bisogno di ospedale. Ma lui non ti fa andare all'ospedale perché non vuole. E allora poi lui mi dice a me di accompagnarti al dottore Guida e così noi scappammo. Va bene? Avanti, dai, malato. Con tutti questi patti che mi tocca fare, mi picchiano un teatro stabile. Avanti, dai, cuccati, avanti, dai. Alza qua, così vado bene. No, aspetta, alza, aspetta. No, vado bene così. No, aspetta. Aspetta. Maria, Gessomina, giusto, non ti Gessomina. Aspetta, te lo adoro, mamma mia. Avanti, dai, tu farai malato, Sì, vai. Aspetta. Aspetta, Gessomina, forse è il caso che mi fai la respirazione bocca a bocca. No, te lo adoro, ma smettila, ma hai voglia di schizzare, non capisci munito. No, io non scherzare, io dico sul serio, Basta, te lo adoro, Ma che cosa c'è? Che succede? Dottore Evaristo, mi deve ingredire, si sente troppo male, malato. Sì, guarda. Ma se stamattina stava bene? Ora malato, troppo malato. Non capivo. Feci la frittata che stai Gessomina, dimmi la verità. No, dottore Evaristo, io non fare queste cose, io non fare frittata, no, completamente. Gessomina, dimmi la verità perché saranno guai seri per te. E va bene, e io fare frittata. Lo sapevo. Ora sto rimbambito mi muore qua. Accidenti. Senti, Gessomina, fai una cosa. Fai la respirazione bocca a bocca, dai. Dai, mezz'ora da ciurico. Ma dottore Evaristo! No, dottore Evaristo, a me faccia la respirazione bocca a bocca, questo ma non è, a me mi fa schifo! Ti fa schifo! Sì! Però per fare la frittata non ti fa schifo! Gessomina, è un ordine! E gli ordini si eseguiscono. Vai, Va Gessomina. bene, Evaristo, mi manca
Vieni qua, io ti fermo! Ciao, falla, Subito! ancora a casa. Subito! Io mi manca. Dai, Gesù, mi dai Ancora! Sì! ancora. Aiutami, Gesù. Senti, Gelsomino, senti, c'è metti qua, riesci, e vai dal dottore Guida, e tanto lui conosce la nostra situazione, Giusto. e glielo porti, Subito. maledizione. Subito! Allora, Avanti! Avanti! Dai. Appoggiati a me! Aspetta! Ci Dove sono devi Vieni! No! Aspetta, dottore Evaristo, un minuto che qua è pesante! Andiamo! Aspetta, Aiutami, Gesù. Senti, Maria. Gesù, mi manca. Sì! Giusto! Arrivederci, dottore Evaristo! Arrivederci! Andiamo, dottore Guida! Uffa, mi mancava solo questa, un rimbambito che stava male. Un telefono. Pronto? Ehi, carissimo onorevole, come stai? È un piacere sentirti. È da tanto tempo che non ci sentiamo. No, io non ho ricevuto nessun telegramma. Quanto? Bella maggio, 95 milioni di lire! Ma questa sì che è una bella notizia! Sì, non ti preoccupare, ne vedremo di presenza. Ciao! Oh, ora sì che il cieco mi rende bene. E chi ha casosina? Ma se ne ha chiesto, purtroppo. Un momento! Maria! Non si iniziare con tutta la sua stippe. Basta guardarli per capire che razza di gente che sono. Maria, prego, accomodatevi. Potremmo accomodare. Praticamente l'avete fatto. Mentre io avevo detto un momento. E visto che c'è, si accomodi pure lei, signora Cesara. Lilla, Rosaria, Filippa, Cesare, prego. Il mio nome lo vorrebbe detto per intero. E se questa regola vale per mio marito, vale per tutti gli altri, mi sono spiegata. Abbastanza. La signora Cirina in carbone ha un suo nome e una sua dignità, perciò lei mi chiami come è di giusto. Va bene, signora Lilla, Rosaria, Filippa, Cesara, Cirino. Così va bene? Va benissimo. Ma sua figlia, dov'è? Che sta aggiungendo? E sua moglie, arrostà. È da molti giorni che non si fa vedere. Dov'è? E da molti giorni non si fa vedere, ma dove sta? Ma che cos'è? Un interrogatorio o una visita di cortesia? Completesi. Una visita di cortesia per sua moglie e sua figlia Giorgina. Benissimo, e allora, visto che dovete parlare con loro, ve la godete con loro, perché io non so niente e non ne voglio sapere niente. Perciò, accomodatevi che sono in campanello. Ma che aspetti, Lallo? Accomodi. Sì, mamma, mi siedo qua. Vieni qua. E oggi sono di sta cravatta. E sto colletto. Lallo. Lilla, Rosaria, Filippa, Cesara. E lascialo E via. cudere. E dillo una volta sola. Mi sono aggiustato il colletto, mamma. Come sono? Come ti vuole Dio sei? E Dio bello, mio È amore. bello ti prende. Però è giusto. Da lì questa cravatta. Da lì il suo colletto. È giusto. Dell'allo. Lilla, Rosaria, Filippa, Cesara. Ma lascialo via. E dillo una volta sola. Mi sono aggiustato il colletto, mamma. Mi sono aggiustato la camicia, papà. Come sono così, papà? Come sono così, mamma? Tu sei belle mamma. Tu sei belle papà. Tu sei bello picciretto. Tu sei bello picciretto.
Ciriello Carbone, il re del torrone. Lilla, Rosaria, Filippa, Cesare, Cirino, la regina del torroncino. Aspetta, vieni, abbiamo graditi ospiti per te. Ti aspettano da un bel po' seduti in cucina. Hanno delle questioni che devono risolvere solamente con te. Io sai che faccio? Vieni qua, faccia, tutte tosse, io me ne vado. Ah, eccomi! Immagino già perché siete qua. Ma se siamo a questo punto, non è certo per colpa mia. Non cominciamo con le solite scuse. Non cominciamo con le solite scuse. Non cominciamo con le solite scuse. Noi non ci crediamo che sua figlia non c'è. Noi non ci crediamo che sua figlia non c'è. No, no. Non cominciamo con le solite scuse. Noi pensiamo che marcia indietro ci fu. Noi pensammo che ci fu un marcia all'arrere. Non Che cominciamo dice? con le solite scuse. Si incantò il disco. Ma cosa andate pensando? Ma cosa andate dicendo? Ma cosa andate incucchiando? Dicite in lui, a sta figlia vostra, o figlio mio, ha già perduto il sonno e la fantasia, che lavora bene e non si scorda mai. Che la passione più forte la catena che ci discioglie l'anima E non lo fa campare. E ora, Lallo, dici tu che cosa provi con Giorgina? Sono innamorato di Giorgina, una ragazza mora ma carina. Me la sogno ogni sera, ogni mattina, e per me l'amore è mio sfoggio. Giorgina, Giorgina. Scusate, ma se siamo a questo punto non è certo per colpa mia. Mia figlia è partita per fare un corso a Roma e ancora non è tornata. Non facciamo che ci avete ripensato e vi volessimo tirare in arrede solo perché noi facemmo i semenzari. Che dice, signor O Carbone? perché appartenemmo a una famiglia di bassa società, o per meglio dire che noi siamo una manata di Farabutti! Ecco la parola giusta, farabutti! Farabutti a chi? Farabutti! Farabutti a te! Farabutti a me! Ma come si permette? Ma come si permette? Come si permette? Io faccio una carneficina, faccio se non mi chiede scusa. Una carneficina. Oh, ma che cosa volete? Ma che cosa volete? Che ha? Scusate, ma qui c'è sicuramente un grosso equivoco. Evaristo, che cos'è questo foglietto? Allora, quel disonesto di tuo zio Teodoro se n'è fuggito con Yasmino e ha lasciato questo bigliettino. Per questo io dicevo che sono dei farabutti. Ecco, vieni qua, leggi pure tu. Leggi. Disonesto e farabutti! Oh, vedi. Avete visto che si è schiarito l'equivoco? Mamma mia, tutto sto equivoco, ma vi ha fatto nascere una matematica, non ci vedi più io. Chiunque si sarebbe annormato con un'offesa così grave, scusate. Ho fatto l'impossibile per fargli avere la pensione e questo è il ringraziamento. Tuo zio è un gran farabuttone. Certo, lui è un gran farabuttone, ma lei è una gran farabuttone. Ma se la vedranno con me, farabutti! E anche con me farabutti! Scusate, signori, ma non volevamo minimamente offendere la vostra dignità e la vostra professione.
Noi siamo persone per bene. Io sono Ciriello Carbone, il re del torrone. Lilla, Rosaria, Filippa, Cesare, Cirino, la regina del torroncino. E questo è mio figlio, è un bravissimo ragazzo ed è diplomato ragioniere, quindi si fa perfetto. E poi le posso assicurare che non ha mai avuto una fidanzata nella sua vita. Di questo ne ero sicuro, sicurissimo. In confidenza, cara la mia signora sindachessa, io ci volevo ricordare che quello che avevamo combinato per la sua elezione a sindaco lo sapevamo io e lei. E io. Ora non facciamo che vi volessimo tirare nel rene e volessimo venire meno ai nostri accordi, perché se no io mi incazzo e scatascio tutto. Inoltre, questa casa di mia proprietà che gli ho concesso ad affitto agevolato, io la volessi subito narrare, Però sono convinto che non arriveremo a questo punto. Ma certo, parola di sindaco, anzi di sindachessa. E allora, non appena mia figlia tornerà da Roma, che finisce il corso che sta facendo, io ve lo farò sapere subito per onorare i nostri impegni. Va bene? Va benissimo, Va benissimo. Va benissimo. E noi continueremo a lavorare e collaborare per il bene del nostro paese. Ma certo, perché noi siamo al servizio della politica per risolvere i problemi della gente, dei disoccupati, delle strade, delle fogne. Brava, Questo sì che è un vero discorso politico. Questo sì che è un vero Discorso politico. bravo. Ora, signora sindachessa, ora noi togliamo il disturbo, va bene? Allora ce ne andiamo, papà. Andiamo. Ya. Ai sera nanni nemmeno saglietto, tu sai a dove. A questo cuore in grado giù di spietto. Che disastro questa vita. Un problema dietro l'altro. Ma dove andremo a finire? Questo è un tradimento. Il vecchio rimbambito e quella approfittatrice. Non l'hai valutato? Vero, Non te la sei trasutato? Non l'hai cercata tu? E questo è ben servito. vero. E non l'hai licenziata tu, non l'hai maltrattata tu. E questo è il ben servito. Tutta una messa in scena era il fatto che lui stava male. Ora capisco quella disonesta. E chissà se ha saputo magari il discorso dell'indennizzo. Ma come ha fatto a saperlo? Se nemmeno io prima della telefonata sapevo niente. Ma che cosa stai dicendo? Ma di che cosa parli? Ma come hanno potuto? Ah, il telegramma. Disgraziata e disonesta, il telegramma che non c'è. Troppo furba l'amica. E un rimbambito gli è cascato per fare la frittata. Ma che cosa stai arrotolando? Che cosa stai dicendo? Io non ci capisco proprio niente. Lo so io. Tu non sai niente e non puoi sapere niente. Ho costruito un cieco e non lo posso sfruttare. Rosetta, siamo un menzasciata senza i figli di tuo zio. Menzasciata. Siamo rimasti soli. Come sarebbe? Anche Giorgina ci ha lasciato. Ma come sarebbe? Arriva. Mi ha telefonato prima al comune dicendomi che andava via di casa e non ha voluto dirmi né dov'è e neanche quando tornerà.
Questa è una mozione di sfiducia familiare, organizzata da quel vecchio rimbambito e dall'approfittatrice, ma soprattutto dal tuo caro zietto. Vedovo Allegro. Che cosa posso farci io? Forse è il volere del destino, il volere divino. Già, volsi così colà, dove si può. Ciò che si vuole. Dante, Inferno, canto terzo, verso 75. Ricordatelo, sai? E te paria, cadando c'è già sia. O canne sputa, o canne vasa, sto cazzo! Volore tanto l'avevamo sempre casa a casa. Sempre, perché è la mia passione. Ma tu come ti È la mia passione. La tua passione. Sì. Cammina. Cammina. Tu hai la tua passione. Su una casa, sì. Giorgina, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? E così ogni volta che telefoni. Dopo 3 mesi che sei fuori, noi non sappiamo più che cosa dire alla gente che chiede tue notizie. Non sappiamo più cosa inventarci. Ma quale questo è qui? Su questo Vittorio Emanuele? Ma cucini di più questa storia non corsa. Ti prego, Giorgina, torna presto. Gioia mia, ciao. Ah, e chi è? Ah, zio, siete voi? Accomodatevi. Cara Rosetta mia, come stai? Chi è? Signora Sindachessa, buongiorno. Lasciatemi stare perché sono molto nervosa. Sono fuori bordo dal nervosismo che ho e non capisco quello che faccio. Infatti, ti metti la fascia anche a vestaglia. Forse te la metti anche quando vai a letto per non confonderti con tuo marito. Ah, così, sapessi a passare a muette. Sapi scegliere senza sbagliare. Sì. Smettila, zio, con questa tua ironia cretinosa. Ho fatto di fretta per rispondere al telefono. E tu? Perché vai in giro senza fare più il cieco? Sono di nuovo vedente, sono guarito. Io ho fatto fare pratica di guarigione, così ho preso solo gli arretrati e non rischia la prigione. Ho ritrovato finalmente la mia faccia naturale in questa società malata di ipocrisia acuta. Vedo che hai anche una buona guida. Ma certo, Rosetta, e devi sapere che tutte le mie cose adesso sono nelle sue mani. A proposito, ho deciso di sposare Gelsomina e voglio che ci sposi tu. Ma neanche per sogno! Cosa? Cioè, volevo dire che siccome sto per presentare le dimissioni da sindachessa, non posso farlo. E perché? Perché le cose vanno male in politica. Ho tutti contro. La legge mi perseguita. Io gli ho chiesto di venire perché ho bisogno di sapere dov'è Giorgina. Cara nipote, noi lo sappiamo dov'è. Ma non possiamo dirtelo. Ma se Giorgina non si fidanzerà con Lallo, quella famiglia ci rovinerà e noi rimarremo senza casa, senza soldi, senza niente. E io rischio pure di essere in prigione. Dovete dirmelo, dovete aiutarmi. Noi non possiamo e basta. Noi non possiamo e basta. Voi siete delinquenti e basta. Rosetta, se credi di comandare ancora su di noi, ti sbagli. Il popolo è libero di fare le proprie scelte. Chi serve popolo serve porci. Ecco quello che siete. E ora fuori da questa casa. E portate su pappagallo parlante. Ma pappagallo parlante dice che oggi è giorno di verità. Ma quella verità. Quella verità. Giorgina verrà oggi per dirvi tutto. Verrà. E siccome vuole essere accompagnata da noi due,
Ci vediamo più tardi. Non c'è altro da aggiungere. Non c'è altro da aggiungere. Va bene. Andiamo. Grazie, grazie. Gelsomina. Sì, Elodoro, andiamo. Oggi verrà finalmente. Ah, e che cos'altro c'è ancora? Ma chi ha caso sindaco? Ah, è lei, signora agente? Una firma? Ah, va bene, grazie. E caccia una già garanzia. Uffa ancora! Ma caso sindaco vero, Anzi, la sindachessa, infatti lo è. Noi non crediamo più alle fantone che lei ci ha rotoleato, cara signora sindachessa. Noi siamo spiacevoli di dirle che non accettiamo più scuse inutili. Noi siamo addolorati. Offesi e incionati di questo smacco, di questa sceneggiata, di questa marcia indietro che voi state facendo per non mantenere la promessa di fidanzamento. Vengo presente figlio mio. E a qui assente figlia sua. Quando si dice sì, tenelo a mente. Non sa da far morire sto cuore amante. Comunque, mia cara riverita sindachessa, voi sapete quello che ha già fatto per voi e quello che posso fare contro di voi. E si ricordi che ho già ricevuto comunicazione da parte del giudice per rispondere di cose che la riguardano di persona personalmente. Non precipitiamo le cose. Noi siamo qui perché una telefonata ci ha avvisati che Giorgina arriva oggi. E quindi... Quindi non ci scugniamo di qua fino a quando non si sbroglia sta matassa così fortemente impitugliata. E quindi? E quindi? E quindi ci accomodiamo. Aspettiamo e aspettiamo. E quindi... A che aspetti, sediti, comodo. Visto che siete ben informati, e visto che siete ben intenzionati, e visto che siete ben accomodati, fate come se fossimo a casa vostra. Io vado di là perché ancora mi devo vestire. Prego, Scusate. Prego. Scusate. Ma che aspetti? Siediti, Lallo. Sì, mamma, mi siedo qua. Sediti qua. Qua. Lì, Rosace, Filippa, Cesara. E la Luigi. E dillo una volta sola. Ho aggiustato il colletto, mamma. Ho aggiustato la camicia, papà. Come sono così, mamma? Come sono così, papà? Tu sei bella, mamma. Tu sei bella, papà. Tu sei bello, piccerino. Tu sei bello, figlio mio. Cirello Carbone, il vero torrone. Lì la Rosaria, Filippa, Cesare e Cirino. La regina del torroncino. Mi sono anche secca. Ma come sono a fare l'uomo? Che? Che ci... Ehi, mamma! Non li trovo, non li vedo. E mettiti l'occhiale, botta risale. Prima ti metti l'occhiale e dopo gli cerchi, scemo netto. Ma se non li trovo, come faccio a metterli? Li ho persi o li ho dimenticati? Li ho dimenticati o li ho persi? Disgraziato, disgraziato figlio mio, ma giusto. E come fa ora che arriva Giorgina? Come te presenti? Mamma, e cosa ci posso fare? E se non la vedrò bene, che cosa le dirò? Allora, ascolta, ti fai furbo e ci dici: Giorgina cara, oggi sei bella come non mai. Come ti vedo oggi, non t'aggio visto mai. Hai capito? Hai capito? E gli dici:
sei bellissima ed elegantissima con questo vestito, con questi capelli, però è stata tu, Lalla, ci siete stata matta! È giusto. Ma come sa a fare? Urina ieri. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ce l'ho rotta, guarda, la cinta dei pantaloni, guarda. Mannaggia a te e mannaggia a mia! Lasciatore. Dammi a tuo papà, dammi. Usa bene. Accidente, ma sono più pure che da mia, ma può essere mai che tua madre va a cattare le cose nei cinesi, come è che te non lo usato, ma... E ora come faccio? Appena mi alzo per andare da Giorgina. Te li tieni, che può fare? Allora, fai così, ti fai furbo, ti metti la mano dentro la sacca, così, come fanno i wappe, così. Va bene? Così, Come sono così, papà? Come sono così, mamma? Tu sei bella mamma, tu sei bella papà, tu sei bella piccina, tu sei bella piccola. Siete di nuovo voi? E cosa volete? Il popolo maltrattato torna a servire il suo maltrattatore. E che cosa vuoi dire? Che siamo qui per accompagnare Giorgina per come ci aveva chiesto. Allora è arrivata! Grazie, vi ringrazio tantissimo. Adelina, La faccio entrare a patto che tu mi prometti che non fai né storie e né obiezioni per quello che lei dirà. Noi due siamo testimoni. Testimoni scomodi ma necessari. ve lo prometto, fatela entrare. Faccio subito. Sta arrivando, è arrivato. È arrivata? Allora significa che Giorgina si è decisa a sposarmi. Ma certo che è così, è una rilassati assai, figlio mio, rilassati. E aggiustati, ora ti sei con lei, aggiustati. Mi rilasso. È una mia figlia. Dai, vieni Giorgina, dai, è tutto a posto, non temere, eh? Entriamo. Ciao mamma, ciao Lallo. Ti aspettavo, Giorgina. Come sei bella oggi. Ti vedo bellissima, come non t'ho già visto prima. Bellissimi sono i tuoi capelli, ricoperti da questo elegantissimo cappello. Ti vedo elegantissima, come mai ti ho visto prima? Io ti vorrei dire tante belle cose, Giorgi. Io ti vorrei passare, io ti vorrei dormire. Cosa mi dici, Giorgina? Ti dico che sono qui per chiederti scusa, ma io ho già trovato l'uomo della mia vita. E allora non mi vuoi più? Io non ti ho mai detto di volerti, Lallo. Mi dispiace per te e per chi te l'ha fatto credere. Basta! A questo punto noi andiamo via. Noi andiamo via. E lei, signora sindachessa, si prepari a lasciarmi libero questo appartamento. Io non vedo l'ora di trovarmi davanti al giudice per dire tutto
tutto quello che lei ha combinato per la sua elezione a sindaco. Io scataccio tutto, la rovino. No, signor Cinello, la prego, non lo faccia, io lo imploro, io la supplico in ginocchio, non lo faccia. No, non voglio sentire scuse, non voglio sentire ragioni. Amonite. Perché andiamo via? Andiamo. Monaca. E perché, papà? E perché, mamma? Perché? La Giorgina non si vuole sposare. La Giorgina monaca si fa. E sì che diciamo, Giorgina, ma perché hai fatto questa scelta? Noi ti abbiamo dato tanto, non ti abbiamo fatto mai mancare nulla. Vestiti, gioielli, amici colti, il benessere. Ma tu eri sempre infelice. Era finto benessere. Ed è proprio nel finto benessere che si nascondono la solitudine e l'infelicità degli uomini. Ma tu non hai mai provato amore. Il vero senso dell'amore sta nel poter costruire liberamente un rapporto d'amore. Ma io questa libertà non l'ho mai avuta. E neanch'io. Prima con Esperanza, la pazza di mia moglie che mi violentava continuamente con un flamenco sensuale. E poi con voi a fare il cieco. Ora basta. Ma la nostra casa è in rovina, la nostra politica è in rovina, la nostra economia è in rovina. Siamo rovinati completamente. Io prendo le mie ultime cose personali. Anch'io ho delle cose da prendere. Vieni, Gelsomina. Sì, te lo adoro. Che vita d'inferno che è questa. Al diavolo la politica, al diavolo i soldi, i figli, i mariti, al diavolo tutte. Passerò questa fascia da sindaco al primo che mi capita. Buongiorno! A te la manco. Che cos'ha la sindachessa che si lamenta? Il popolo la tormenta? Il popolo non la capisce? Il popolo la infastidisce? È inutile che sfotti sempre, perché non viene a prenderti le tue responsabilità di padre padrone e politico fallito. La responsabilità è di chi governa, mia cara e dolce gioia eterna, che vigliaccamente viene istituito, prima da sindaco e poi da marito. Così giovasti il potere, senza pensare né sapere. Egli è il grembiule da cucina per prepararti la pappina. E smettila con le tue scafonerie, altro che poesie. A proposito, che cosa preparo oggi per la signora sindachessa? Un brodino? Una minestrina? O una bella camomilla? E smettila, Toppinaro! La famiglia mi rovina e tu mi fai passare per cretino. Cerca la circa mia, cerca, non mi scocchia come un rino. No men sul camino la vita mia, a calzannobile piogna e camurria, la dritta via per Dio, e finio tutto a schifio. Insolente e deficiente, tu e Dante pure. Va bene, va già, va. Faccio tu. Ciaglini tu, perché io non mi posso ingaggiare, Piccissima, va. hai una volta. Allora, a sinnachissa. A poitiera aveva a fare, no? A sinnachissa. E che cos'altro c'è ancora? E beremo. Ah, è lei, signor Ciriello, prego, si accomodi. Cosa pensate? Si accomodi, sì. Scusassero Prego. l'introduzione, ma visto la situazione in argomentazione, Sì. noi avevamo fatto una consultazione.
abbiamo fatto una riunione e abbiamo preso una decisione. Una rima. Allora, considerato che in tutto questo sconvolgimento c'è di mezzo un sacramento e non un tradimento, e di questo io mi sogno contento, allora io sogno qua per un proponimento. Sentiamo. Se voi non avete di che campare e non avete di che mangiare, allora io vi posso fare di travagliare. Si mensa a rincuppare e cali a ratturrare. Che ve ne pare? Che ve ne pare? Che ve ne pare? Grazie per le vostre bontà! Salutando. Se, non ci penso un solo istante. Vuol dire che io farò il casalingo e tu l'ambulante. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Un padre a Dante stava con noi, Aspetta, per volare da chissà. per cui prendo figlia con si fece zitta. Picchiere qui panna, picchiere testa, andava picca. Con te. Me ne trovai a occupare che l'esperienza, vero? Senti. In fondo, se siamo così, bisogna pazzo. Non ci penso un solo istante e te lo ripeto per l'ennesima volta. Io farò il casalingo e tu l'ambulante. Certo, tu che studi Dante non puoi fare l'ambulante. Invece io che sono ignorante mi posso fare le cianchietà. Certo, è così e basta. Io me ne vado, non ce la faccio più. Aspetta, se i semenzali si accorgono la dieta per fissa, tomate è rovinata. Non ce la faccio più. Giorgina, ma che cos'è tutto questo spagliarellismo? Ma immaginavo che c'era la tua complicità, caro zietto. Io e Gesmina siamo complici di tua figlia per il bene di tutti. Ma io sono rovinato. Infatti, Davide qua. Oh, chi sarà? Che cosa c'è ancora? Sono loro. I sinizioni tutta la famiglia. Sono rovinata. Tessorina, poi te l'abito. Aspetta. Che bella figlia che tenete! Ci avete ingannato! Tradimento! Ci fu tradimento! Tradimento ci fu. Tradimento! Questa mattina qualcuno ha visto alla stazione vostra figlia abbracciata ad un ragazzo così! Ma non abbracciata così, ma abbracciata così! Ma come se lo chiesto? Tradimento! Tradimento! Questo è tradimento! La sindachessa, la proposta di prima è annullata. La proposta di prima è annullata. La proposta di prima è annullata. Ma non è possibile, No. vi siete sbagliati. Vi siete sbagliatissimi. No. Ora basta, per Dio! Mi sento fin dalla cucina! E finitela con queste corbellerie! Non lo vedete che mia figlia è una suora? Ma che cosa volete da questa famiglia? La verità è una sola!
Siete pazzi scatenati. Siete dei pazzi oltraggianti. Ma forse c'è un No. errore. No. Chi me l'ha detto non si è sbagliato. Anzi, ora lo vado a prendere e lo porto qua. Giusto, ammonito, vengo pure io. Allora vengo pure io. No, tu aspetti qua fino a quando noi non torniamo. Va bene, mamma. Va bene, papà. Andiamo. Nel mezzo del cammin di sindachessa, dopo che già mi aveva dimessa, mi ritrovai sola con un solo marito, perché pure mia figlia mi aveva tradito. Ma che cosa dici? Smettila, che non è cosa tua di fare le rime. Sì. Lallo, vieni, che ti offro un caffè. In fondo, ma molto in fondo, tu sei un bravo ragazzo. Grazie, anche lei è una brava persona. Saccio. Mamma, i signori Carbone non sono dei pazzi. Mi hanno detto la verità. Io ho un compagno obiettore e con lui voglio andare in giro per il mondo a combattere le ingiustizie. Il vestito da suora è stata una trovata di Yasmina. Una maschera che mi ha consentito di uscire dalla mia prigionia interiore. Giorgina, ora sei più bella di prima. La vera bellezza è quella che abbiamo dentro, Lallo. Dentro. Hanno suonato. E chi è? Ma chi sarà? Un momento. Non l'abbiamo trovato, non l'abbiamo rintracciato. Noi non l'abbiamo rintracciato. Ma Giorgina, è una suora o non lo è? Ma allora lo è o non lo è? Ma ora finiamola con questa farsa! Hai detto bene, finiamola, non ce la faccio più. Giorgina, non fare la pazza! Ma che cos'è? Che cos'è questa sceneggiata? Piano, Che cos'è? pazzia! Signori, la ragazza è pazza. Se lasciamola stare, è pazza, può diventare pericolosa. Pericolosa! Sono pazza! Ditelo a tutti che sono pazza, figlia di una società pazza. Ma che cos'è questa sceneggiata? Che cos'è? Forse è una suora che crede di essere pazza. No, è una pazza, quasi crede di essere È una sua. pazza! Andiamo via là, per fortuna sei dichiarata in tempo, sei stato fortunato. Lallo, Io ammonito. Meglio Lallo. solo che mal accompagnato. Andiamo, basta tu papà. Basta. E basta. Basta. Stai sempre camminando e cammina sta via. Non mangi più, non dormi più che poverina. Quei piccini che per te sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi ti fa? Piano, pazzia, concluso. Piano pazzia, riuscito. Basta con la doppia faccia. Basta con le maschere che voi avete costruito per me, per lo zio Teodoro e per tutti quelli che frequentano questa casa. Io me ne vado. Giorgina, perdonaci, ma come farai senza il nostro amore? Mamma, ti rispondo così. Sì. Amor che nulla amato, amor perdona. Poloita, saresti a parlare con te? Ma non sopporto! Giorgina, ma che cosa vuoi dire? Giorgina! È un verso di Dante. Inferno, canto quinto, verso 103. E che cosa vuole dire? Amor che nulla amato, amar perdona. Che tu sei la carciofa e lei la cartona. Ma che cosa ti spiega a fare? Ma tu non lo capiresti mai. Perché tu sei ignorante. Come sappiamo non puoi pure sangue all'estato. Oggi volta che ci cresce, tu con colore davanti. Aspetta, Gessomina, non mi
mi puoi fare questo? Aspetta, Gelsomina, non dirmi queste cose. No. Aspetta, ti prego. No, mi dispiace Teodoro, io non posso sposarti più. In questa famiglia siete tutti bugiardoni e imbroglioni. Il primo tu, che dici che tua moglie è muruta, e invece non essere verità. Ma io credevo, anzi, speravo che l'essere moruta. E io non ne potevo più di ballare il flamenco sensuale. E se non lo facevo, mi ammazzava di Nirvados. E che cosa essere queste Nirvados? Nipate uaib, legnato, capisci? Ecco, adesso io ti ho detto tutta la verità. No. Adesso ti faccio sentire io voce di verità. Adesso io ti faccio sentire voce di tua coscienza falsa. Addio! Ora sentirete tutti la verità. Tutti! Addio! Aspetta, Gelsomina. I soldi che io ho preso alla posta per te dove sono? Tutti finiti! Ciao, bello! Tecca, mangia! Petisce munita del babbeto come siamo. Dimmi che sta chi è il muchacho mio? Dimmi che è ancora vivo! Minchioni, ma chi sta? A uscita spusciate le mie mucchiere! Allora amoroso! Viva! Aiutami! Le guai sono chiusi le guai! Dimmi che sta chi? Dimmi che sta chi? Dimmi! Le sta quel corazon con este mani! Ma lei, cuschi fiu? Mi sono Esperanda Maria Dolores de Renas, moglie di Teodoro. Mi son gitana. Ma veramente mio, mi pare proprio che gangita. In un insidientos, il mio Teodoro mi ha abbandonata alla muerte. Che arriva e non arriva. Alla muerte che arriva e non arriva. Alla muerte Che arriva e non arriva. Non capiamo che apparia morta e invece non era morta. No. Moribonda. Ma qui il suo Teodoro non c'è. l'acido Sannirvados. O denuncio polizia perché io conosce che sta qui il mio Teodoros. Zio, Venica, mettiti chista, ma così è la pigliamo Sì, tutti. Mettiti. Così un caloscio. Ma lei che giù. Il mio Teodoros. Signorita spagnolera, che cos'è questo bordello? Questa è una casa di religiosos, padre Petinchiunas. Quindi, Ma io sentivo todos fetoros de malacatos de mio Teodoros. Teodoros, o bailamos o Nirvados. Comprende, Teodoros? Decidos a Nirvados. E denuncio polizia se non balliamo flamenco. pigliatelo tutto senza... Eros. Pigliatelo. Oh, mia bella Esmeralda Maria Dolores de Renas, mi son mucho contento de vederte aquí. Bailamos. Buonaci, Federico! È bello questo ballo! Che bonito questo
regolesse di lavanda. Perché non sei voluta Esperanza? Perché? Ma io sento il fuego e il sangue! Teodoros! Bagliamos! Lei che c'è? Esperanza! Sì, amore! E sto barco me ha fatta, ma se non riposo il corazon me scatta. È fuori questo. Allora, balla tu con mi bel muchacho? Cos'è? Ah, mia Alice! Cos'è? Questa sarà pazza! Ma mi esce il capello ma pazza! Ma ti ci lascia care! Ti piace sì? Zio! Non andiamo! Ai! Ma tu, Dio! non senti il fuego de Maria Dolores de Nenas? No, io sento solo Dolores dell'Ena! Allora, tu Io? balla con mugliera tua. Figlio! Ma O come? io denuncio polizia. Perché Jasmina mi ha rivelato todos. E todos in galeras. Ma quale denuncia! Ma quale galera! Meglio bailare! Non bailamo! Evaristo? Non bailamo! Estricamo! Estricamo! Chicates. Eccola qua! Teodoros! 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 Ma la matti in gioco, papà! Ma con una pistola stessa, ma una era ciccà! Ora sì che siamo consumate le donne. Grazie alla gelatura di Jasmine. Non è da spostare. E a Giabbanna! Dio, aspetta, devo cercare. Per mia ci può scattare un cuore con una ballucchia. E ora ci vuole con la facciata. Bravissimo, ne avevo da tanto fare l'uomo! Basta, vai zitto, Ora ti vai faccio vedere, stare a tossire. Dai, a tuo zio! Non so zio, non è zio! Teodoros. Bailamos. Zicchina! Teodoros. Bailamos. Oddio, ne libera all'infocata. Balliamo. Paso doppio. Mi son torero. E tu, toro, con nodos. Azzecco chi sta! Io conosco d'essere cornudos. Balliamo paso doble. Ogni hermanos. Torero? Torero! E tu, toro cornuto! Ma se tu sei Toreros e io Toro Cornudos, tu sei Bagashas! Vaffanculo! Assietete! Sta casa diventò un manicomio, non una casa di persone normali. Sì! Ma perché te metti stare rotto? Ma che cosa hai in mente? Sono diventato di nuovo cieco. La vista va e viene, miei cari nipoti. Ho indossato di nuovo la maschera. Vuol dire che rifaccio la domanda di pensione. E tu penserai a contattare i tuoi amici. A proposito,
ce l'hai ancora? Ma certo! Non ci sono problemi! Questa sì che è una bella idea! Tu fai la domanda, per il resto ci penso io. Rosetta, questa finalmente è una bella idea. Almeno in questa casa avremo un gioito sicuro. Sono d'accordo. Ma spagnoletta gangetana o namiet? Gitana, no gangetana, botta resal. Via, chiamocca! Io resto aquí, in esta casa, col mio Teodoros. Lui fa le cieco invalidos e noi balliamo sempre. O balliamo o nirvados, comprende Teodoro? Prima del vados e poi ballare. Comprendo. Teodoros! Aia. Ormai questa è la nostra condanna definitiva. E già condannati all'inferno, nella sesta bolgia, dove ci sono gli approfittatori e gli ipocriti. Ma che cosa fanno gli ipocriti? Ipocriti, no ipocriti! Ignorante, ascolta, taciti soli, senza compagnia, come i fritti minor vanno per via. Inferno, canto quinto, verso 95. Oh! Che bella, che depressione! Come i monaci! No, a me non mi può pace! Oh, ma che via che mi vita a finire così! Evaristo, Che c'è? ma secondo te, alle prossime elezioni, sarà eletto un sindaco o una sindachessa? Secondo me un sindaco, non ho dubbi, dopo di te. E invece secondo me una sindachessa, non ho dubbi! Una sindachessa! Sindachessa, che cosa vorresti insinuare con questa risata da gallo affogato? Senti qua, moglie mia, se io sogno un gallo affogato, tu sei una iardina spennacchiata. Iardina! Sei un gallo! Iardina! Gallo! Iardina! Gallo! Attenta! Poco sole, poca luna, la musica è sempre una. E sia di sindaco che di sindachessa, a maschera e a stessa. Teodoros, Teodoritos, balliamo? Per camora riposamos, Ay, ballamos. siempre ballamos, corpore samus, e riposate. Non ti sentiva? Metti tu! Io da oggi non voglio saperne più! Te! Questo ormai è tuo e te lo tieni per No. Un momento. Questo mandalos io lo metto al mio Teodoros. Vi gusta? Sì, mi sta bene. Benissimo! Tu cosa ne pensi, Sì, Rosetta? sono d'accordo, potevamo pensarci anche prima. E allora noi due siamo d'accordo. Sì. Per così lui impara. Caro zio, devi capire che la politica trova sempre una soluzione per il popolo. E il popolo minchione è costretto a farsene una ragione. Teodoros, sento il fuego che mi brucia dentro e mi brucia fuori. Teodoros, bailamos. E io sento il fuego
accesa in cucina e se brucia la minestrina. Ma Teodoros, ma quale minestrina? Teodoros! E io brucio, non la minestrina! Teodoros! Signore me, questa è storia vecchia. Gira, vuota e ferria. Ed è sempre il popolo che piglia in torarria. E allora, speriamo che lo spettacolo sia stato di vostro gradimento. Naturalmente dopo 2 anni tristi che abbiamo trascorso tutti, era giusto riprendere uno spettacolo così grazioso, pimpante e divertente. Ma ora è giusto che vi presenti tutti gli interpreti di questo spettacolo. E iniziamo con una parte che sembra, diciamo, non importante e invece non lo è. Ed è quello della suggeritrice. E quindi chiamo qua sul palco Gaia Chiarello. Un applauso, grazie. Ora passiamo alla gitana in arte e nella vita Angela Rotondo. E ora io ho sempre provato ammirazione per lei. Silvia, dove sei Silvia? Silvia. Musica Ormina. E ora onorevole Cannalunga, dove sei? Eccolo. Riccardo Puglisi. E ora il clou della commedia, la famiglia di Semenzale. Incominciamo con la moglie, Cesara. Dove sei Cesara? Eccola. Rossella Tomasello. Il Torrone, Ciriello Carbone. Tommaso Morana detto Masino. E ora Cirino Torrone, Lallo, il re del tarallo. Riccardo Scianna. E ora entriamo, ahimè, nella mia famiglia. E chi famiglia? Partendo dalla confusione in persona. Alias Giorgina, Gioia. Daniela Ivana Abbate. E una famiglia che si rispetti, c'ha una colf che si rispetti. E quindi io chiamerei Gelsomina, Yasmina, non lo so, Gelsomina, Gisella Pecoraro, un druripanza. E che devo fare? Te lo doro. Peppe Andolina. E infine, guardatevi di film, sono pericolose. Signori, la sindachessa. Ina Gagliano. E per concludere, il nostro Evaristo Mezzacanna, nonché regista di questo bel lavoro, il dottore Angelo Di Santo. Prima di salutarvi è giusto che vi racconto 2 cosine veloci. Abbiamo iniziato noi questo lavoro nel mese di gennaio del 2020, poi c'è stato un virus che ci ha bloccato tutti e quindi tra sospensioni e riprese
siamo riusciti finalmente a portarlo in porto nella maniera graziosa che voi avete visto. E io devo, col vostro aiuto, tributare l'applauso a 2 persone. Una persona che ci riguarda direttamente, perché purtroppo in questi 2 anni noi abbiamo perso un attore, per un brutto male, che stava collaborando con noi alla riuscita di questa commedia. E quindi io vi invito tutti a fare un applauso, lui ci sentirà da lassù, al signor Giovanni Lograsso. Un'altra cosa, sempre quest'anno purtroppo il teatro dialettale siciliano di Bagheria e dintorni ha perso una persona che per la Scintilla era una grande amica. Anche lei purtroppo è stata portata male da un brutto male e quindi io vorrei che la ricordassimo tutti con un applauso e lo merita veramente un applauso per Patrizia Laporta. Domani abbiamo l'ultimo spettacolo. A voi ho capito che è piaciuto, quindi se vi è piaciuto ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto fatevi fatte vostre.